Giorgio Lago, indimenticato giornalista, una biblioteca e un auditorium gli vengono ora intitolati a Vazzola, suo paese di origine, che ha organizzato 3 giorni di manifestazioni. Vediamo. Questa struttura doveva essere dedicata a lui perché Giorgio Lago è nato il 1° settembre 1937 esattamente dove abbiamo la sede della vecchia biblioteca. Una nuova biblioteca con un ampliamento della scuola secondaria e un auditorium. A 12 anni dalla sua scomparsa, Vazzola rende omaggio a Giorgio Lago, grande giornalista sportivo ma non solo. Storico direttore del Gazzettino, fu lui a far scoprire alla nazione il fenomeno Nord-Est, con le sue particolarità politiche e sociali. Tra gli scaffali e i ricolmi di libri spunta anche una mostra dedicata al giornalista e una piccola collezione di cimeli scelti con cura dalla famiglia. Oltre ai suoi amatissimi libri, qui abbiamo donato anche una delle sue macchine da scrivere, perché lui ha scritto con le Olivetti le lettere 22 e 35 fino agli ultimissimi anni in cui si è convertito al computer. Lui comunque, nonostante abbia passato quasi tutta la vita a Castelfranco, ci teneva e ribadiva sempre che lui era razza Piave, sinistra Piave, e ci teneva molto.